Resta in condizioni gravissime Sergio Campaner, 65enne di Pasiano, ricoverato all'ospedale di Treviso dopo lo schianto dell'ultraleggero. L'incidente si è verificato a riva rotta di Pasiano di Pordenone, nei pressi del ristorante Villa Lupis, dove intorno alle 20:15 il velivolo, impegnato nella fase di atterraggio al campo di volo di Traffe, è finito contro una quercia. A bordo c'erano due uomini, entrambi appassionati di volo, che stavano effettuando un'escursione panoramica. Alla guida Gabriele Moranese, 72enne, residente di Pasiano, rimasto ferito solo lievemente, già dimesso dall'ospedale di Pordenone. Dopo lo schianto è riuscito a mettersi in salvo calandosi con una corda e ha dato lui stesso l'allarme. Molto più gravi invece le condizioni del passeggero Sergio Campaner, sbalzato fuori dall'ultraleggero e precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Il 65enne ha perso conoscenze ed è stato rianimato sul posto dai sanitari. Successivamente è stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Treviso con l'elicottero del SUEM arrivato da fuori regione, perché quello del Friuli Venezia Giulia era impegnato in un altro intervento. L'impatto è stato violentissimo, ma fortunatamente il velivolo non ha preso fuoco, nonostante la consistente perdita di carburante. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un possibile errore umano. Il pilota potrebbe infatti non aver visto la quercia. Non si esclude inoltre che nei suoi confronti possa essere aperto un fascicolo per disastro colposo. Raggiunto telefonicamente, ha riferito che a volte si può sbagliare. L'area dello schianto comunque è stata posta sotto sequestro, così come l'ultraleggero, su disposizione della Procura di Pordenone.